Bella a tutti ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video del Spettaciomercato Batman Napoletano. Come state? Spero tutto bene. Eccovi, ritrovati nel video dei pronostici. Scusate un attimo per la metta che sto mettendo, ma ok. Nel video dei pronostici della Serie A, dove oltre ai pronostici delle partite di Serie A vi andrò anche a fare il Fanta Batman e il Segna e non segna. Diciamo tutto insieme e anche le partite bonus da giocarvi. Allora, partiamo subito con i pronostici della Serie A e poi le partite bonus e poi tutt'altro. Allora, come prima partita abbiamo Lecce-Pisa, X 0-0, pareggio. Partita non con tanti gol, non tanto buona da vedere, tra virgolette. Poi Torino-Cremonese 2, 1-0, Cremonese, Vardi. Parma-Lazio, Bernabé, segna Bernabé 1, per il Parma, vince il Parma per 1-0. Atalanta-Cagliari 1, 1-0, Lookman, la segna Lookman per l'Atalanta. Poi Milan-Sassuolo, X 1-1, Leao, Lauriante. Poi Udinese-Napoli. 2 2-0-2 Napoli, segna McTominay e guardate che vi dico come secondo marcatore Vergara, segna Vergara, primo gol in Serie A. Poi Fiorentina per una X 0-0, Genoa Inter, gol. La stessa cosa per Bologna Juve, gol. Roma Como 0-1, Nico Paz. Roma che non riesce a vincere neanche questa e secondo me perde la terza partita di fila. Poi partite da giocarvi. Un mio consiglio delle partite che vi potete giocare e che potete portare qualcosa a casa. Lecce-Pisa, Parma-Lazio, Udinese-Napoli, Genoa-Inter e come partita bonus Roma-Como. Poi ora andiamo al Fanta Batman. Allora, come sapete, il format è lo stesso. Potete scegliere tot giocatori a tot Fanta milioni, budget limitato a 85 Fanta milioni. Allora, potete scegliere tra come portieri Butez a 5, Savic a 10, Sommer a 6. Come difensori potete scegliere uno tra Buongiorno Di Marco e Pavlovic rispettivamente a 10 rispettivamente al prezzo di 10, 15 e 5. Poi al centrocampo potete scegliere due tra i nomi che vi faccio, che sono McTominay a 12, Varela a 10, Modric a 5 e Rabiot a 6, a 6. E gli attaccanti potete scegliere Kunku a 5, Laurenti a 10, Zapata 5 e Olin 10. Ora vi andrò a dire la mia squadra, se modulo come sempre 1, 2, 1, con il capitano. E vi ricordo che chi segna guadagna 3 punti. Chi pare il rigore, il portiere che pare il rigore, guadagna 3 punti. Chi sbaglia rigore, 0 punti. Chi non para il portiere che non para il rigore, 0 punti. E chi segna ed è capitano, 4 punti. Allora, la mia formazione è Butez a 5, Buongiorno a 10, McTominay a 12 che è capitano, Modric a 5 e Zapata a 5. Ora, il segna o non segna. Allora, partiamo dagli attaccanti, cioè dai giocatori che andranno a segnare, poi chi non andranno a segnare, chi poi i portieri che prenderanno gol e i portieri che non prenderanno gol. Allora, gli attaccanti che segneranno, cioè i giocatori che segneranno saranno McTominay,
secondo me farà gol e poi anche secondo me farà gol Zapata. Poi chi non segna secondo me Barella e Laurenti. Poi ora passiamo ai portieri che prenderanno un gol e chi non prenderà gol. Allora, chi prenderà gol sono Magnan e Sommer. Poi chi non lo prenderà il gol sono Milinkovic Savic e Butez. Bene ragazzi, grazie a tutti per la visione, ci vediamo in un prossimo video, mi raccomando iscrivetevi al canale e lasciate un bel like. Ciao!